Liberi di esserci oggi il consuntivo degli anni di attività che avete svolto, Assessore Vullo, un impegno che è durato da tempo e che ora ha raccolto i suoi frutti. Ecco, se ci sintetizzi un po' il bilancio di questa attività sociale. 3 anni di attività, di uno sportello di ascolto. Siamo partiti da lontano grazie ad un finanziamento del Ministero delle Pari Opportunità con un grande lavoro sinergico che ha portato avanti l'ex assessore Roberta Lala, poi continuato da me insieme all'associazionismo, insieme a quella rete solidale che abbiamo messo in campo per il progetto Liberi di Esserci, uno sportello aperto per tutte le esigenze dei cittadini agrigentini che hanno potuto usufruire e che continuano a usufruirne, perché la volontà è quella di continuare in questo percorso. Oggi facciamo il consuntivo di questi 3 anni insieme all'associazionismo, grazie al consorzio che ci ospita per questo evento, e stiamo cercando di tracciare quello che è il risultato non finale, perché da qui vogliamo partire, ma di quello che è stato questo grandissimo lavoro fatto da professionisti, fatto da esperti, dagli assistenti sociali, e qui insieme con le istituzioni cercheremo di ragionare su percorsi nuovi rispetto al tema. Oggi si chiudono i primi 3 anni di questo lavoro, Libero di Esserci, il progetto che è stato finanziato dal Ministero delle Pari Opportunità, un qualcosa di grande. Agrigento c'è, Agrigento ha dato un'ottima risposta, i numeri sono importanti. Io ringrazio prima ancora l'assessore Roberta Lala, che ha iniziato questo progetto assieme al mio assessore Marco Vullo, che ora lui l'ha continuato egregiamente, l'ha portato quindi a buon punto. Siamo quasi al termine quindi dei 3 anni e, come ho detto poco fa, con numeri importanti. Ringrazio anche tutte le associazioni che sono state poi protagoniste e che hanno partecipato fisicamente alla consulenza e a questa tipologia di accoglienza. Agrigento quindi è stata presente in un argomento importante sulla discriminazione e sulla violenza umana, che è il tema di tutti i giorni. Siamo qui nell'aula magna del Consorzio Impero Universitario di Agrigento. Abbiamo una grandissima partecipazione sia dal punto di vista delle associazioni, ma anche di tutti i ragazzi che sono stati interessati da questo argomento. Ecco, un bilancio, un consuntivo, ma anche quali sono le problematiche maggiormente emerse? Allora, la creazione di questo progetto è un'idea brillante per la città, perché Liberi di Esserci è un'attenzione verso verso soggetti sociali che spesso trovano anche difficoltà ad avere anche un inserimento sociale ed essere riconosciuti per la loro specificità di genere. È molto importante, e il fatto che questo progetto ha avuto una sua continuità è già un grandissimo merito. Credo che adesso bisogna fare un salto di qualità, che è quello della gestione. Una gestione che deve essere molto più trasparente rispetto a quella che è stata, un coinvolgimento più attivo e fattivo dei partner di progetto, delle associazioni, per lasciare meno carico all'amministrazione comunale anche dal punto di vista amministrativo, e rendere un'amministrazione più efficiente, anche perché i soggetti sono soggetti del terzo settore iscritti al RUNDS, al Registro Nazionale, e che assicurano quindi una gestione di trasparenza e di efficienza.